campus universitario di Fisciano dell'Università degli Studi di Salerno ha ospitato la 10ª edizione della Borsa della Ricerca. 3 giorni di dibattiti, tavole rotonde e seminari sul trasferimento tecnologico che, sebbene integrato, è da considerare tra i fattori chiave per il successo di iniziative industriali di lungo respiro e con prospettive di sviluppo nello scenario globale. Sì, diciamo che la borsa della ricerca, oltre a confermarsi, cresce. Siamo cresciuti come numero di partecipanti, ma soprattutto siamo cresciuti come numero di appuntamenti perché abbiamo superato i 900 incontri nella seconda giornata e il feedback è molto positivo. Tante nuove collaborazioni che stanno nascendo già in queste ore perché sono appuntamenti che sono andati a buon fine e voglia di sviluppare nuove sinergie fra il mondo dell'impresa e quello della ricerca. Il prossimo appuntamento di Emblema è la Borsa del Placement, 13ª edizione, in programma a Verona dall'1 al 3 di ottobre al Palazzo della Gran Guardia. Incontri questa volta tra uffici placement delle università italiane e responsabili delle risorse umane di grandi aziende. Inoltre contiamo di superare i 1000 colloqui fra responsabili di ricerca e sviluppo delle imprese e dottori e dottorandi di ricerca che proverranno da tutta Italia. Cuore pulsante della 3 giorni della borsa, gli one to one, incontri ravvicinati tra aziende leader e università di tutta Italia per avviare nuove collaborazioni e fare impresa. Noi siamo un acceleratore di imprese nel settore di startup nel settore life science, quindi per noi è fondamentale essere in posti come questi, è qua dove si vede l'innovazione, quello che veramente sta nascendo all'interno delle università, dai gruppi di dottorati, dai gruppi di ricerca. Quindi davvero fondamentale, questi 2 o 3 giorni sono stati meravigliosi, abbiamo visto un sacco di realtà interessanti. Noi siamo qua sia a fare scouting di nuovi spin-off, nuove startup, sia per colloquiare con le università, che sono fondamentalmente il nostro primo fornitore di nuove start-up. Penso che sia uno dei pochissimi eventi in Italia che sia realmente tangibile, dove impresa e ricerca si possono realmente incontrare ad armi pari, tutti allo stesso livello, tutti con lo stesso tempo, spiegare le proprie ragioni e comunicare le proprie innovazioni. Microcredito Italiano è una società finanziaria, una 111, è qui per dare il primo là a molte idee. Con i nostri 35.000 euro possiamo essere il primo gradino verso la scalata del successo. Proprio per questo ci stiamo attrezzando anche con una emissione di 12 milioni di mini bond in 4 tranche tra il 2019 e il 2020 per scaricare poi a terra più imprese è possibile. Sì, è un nuovo appuntamento di Borsa della Ricerca che per noi come Regione Campania è uno degli appuntamenti più importanti della nostra roadmap annuale. Il tema è appunto come avvicinare e valorizzare i risultati della ricerca sempre di più al territorio, quindi come dare valore a questi investimenti che anche noi come Regione sosteniamo e anche un po' tutto l'ecosistema, ed è un appuntamento veramente importante. Noi come Regione puntiamo moltissimo sul trasferimento tecnologico con degli strumenti ad hoc, con risorse importanti, e abbiamo anche strumenti per sostenere poi a cascata le start-up. È un tema fondamentale che appunto dà soprattutto opportunità ai giovani e ricadute economiche sul territorio. Il forum di Fisciano, promosso da Fondazione Emblema con l'Ateneo Salernitano e la Regione Campania, si è concluso con l'assegnazione dei BDR Awards, i premi della Borsa della Ricerca assegnati alle realtà che hanno presentato le idee più innovative. Abbiamo pensato che questa fosse un'ottima opportunità per poter incontrare aziende a cui poter proporre i nostri servizi, le nostre attività innovative, perché questo secondo noi è l'unico modo con cui è possibile entrare veramente nel mercato. Generalmente la difficoltà che noi incontriamo è quella di proporre qualcosa di nuovo, che finché non è, come dire, un qualcosa di concreto, le aziende, soprattutto quelle grosse, fanno fatica ad accettare e a far loro. È importante riuscire a creare questi punti di incontro, perché è l'unico modo perché le aziende possano in qualche modo venire a contatto con quelle che sono le nuove ricerche, le nuove scoperte, e soprattutto la possibilità anche di abbracciarle e farle crescere per una crescita dell'azienda stessa, ma anche per avere un impatto poi sulla società.